Una sconfitta amara, visto anche i risultati che sono arrivati dall'Alessandria. Sì, più che il risultato di questa partita qua, a fine partita abbiamo saputo che comunque l'Alessandria aveva perso, quindi rammarico il doppio, però credo che la squadra ci ha messo tutto quello che poteva metterci e purtroppo è andata così e mi dispiace. Ecco, il tuo gol è stato importante perché comunque ha dato una scossa, ha anche riaperto la partita, ci avevi provato anche prima con quel tiro dalla distanza. Sì, ha dato la scossa, però purtroppo il risultato rimane sempre 2-1 e quindi dobbiamo rimboccarci le maniche, finire il campionato il miglior modo possibile davanti al nostro pubblico domenica e andare avanti. Secondo te il valore del Padova è rispecchiato dalla classifica? Secondo me potevamo avere qualcosa in più, perché comunque qualche punticino per strada abbiamo lasciato, non per volere nostro naturalmente, ma perché a volte comunque le partite vanno come tu non vuoi, come ad esempio questa partita qua. Però purtroppo ti ripeto è andata così e dobbiamo prenderci quello che è arrivato oggi. Avresti sperato di giocare di più, visto che comunque hai fatto dei gol importanti, questo non è il primo, che l'altro era importante. Perché magari una sconfitta qui per il secondo tempo che avete fatto è un po' immeritata e poi arriva il risultato di Alessandria Reggiana che ancora butta benzina sul fuoco. Sì, sicuramente. Siamo molto dispiaciuti, tristi per la sconfitta di oggi, però abbiamo fatto bene, abbiamo giocato bene. L'occasione che abbiamo perso è stata la settimana scorsa, secondo me. Contro la Giana, vero? Sì, perché oggi magari in casa di un Bassano in palla che gioca davanti al suo pubblico poteva essere difficile, forse la partita vera si è sbagliata domenica scorsa. Sì, abbiamo sbagliato la settimana scorsa perché oggi, come alla fine, potevamo vincere, poi abbiamo preso il secondo gol, ma era normale, tutti avanti per provare a vincere la partita, poi prendi in contropiedi, eravamo in 2 o 3, quindi è normale che prendi il secondo gol, però l'occasione buttata è stata la settimana scorsa. Dispiace perché insomma arrivava questo risultato di Alessandria Reggiana impensabile a questo punto del campionato e veramente bastava pochissimo per agguantare questi playoff. Sì, dispiace di non aver raggiunto il playoff, però sono contento della squadra, sono contento per la stagione che abbiamo fatto. Ora dobbiamo onorare l'ultimo impegno che abbiamo in casa davanti al nostro pubblico e poi pensare all'anno prossimo. Ecco, l'anno prossimo poi già il contratto, quindi insomma se non succedono stravolgimenti incredibili dovresti rimanere, secondo te si parte con buone basi? Sì, secondo me io se rimango, ho il contratto, dovrei rimanere l'anno prossimo. Secondo me il Padova deve mantenere una base almeno di 7-8 giocatori per cominciare l'anno prossimo, così si può pensare in vincere qualcosa. Ecco, non si deve appunto buttare via tutto solo perché le ultime partite sono andate così, bisogna ragionarci bene, partire da una base, un'ossatura, un gruppo che sia almeno in parte già formato. Sì, secondo me sì, perché non si può cominciare da zero di nuovo, quindi secondo me una base il Padova la deve avere. Ma ce l'ha secondo te, è importante? Già insomma quello che avete fatto quest'anno in fin dei conti vi soddisfa, nonostante insomma questo finale un po' con Sì, siamo molto dispiaciuti. Purtroppo il calcio è questo. Sapevamo che oggi era difficile, secondo me abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo fatto una buona partita, a parte qualche errore individuale, e poi se alla fine facciamo gol si riapre tutto. Secondo te ci avete messo tutto? Secondo me oggi abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Siamo venuti qua, perdevamo 1-0 in 10 uomini, mancava poco e vincevamo la partita, quindi siamo soddisfatti ma siamo molto dispiaciuti. Anche perché insomma si poteva sfiorare l'impresa, insomma le opportunità c'erano. Sì, le opportunità c'erano, visto anche il risultato dell'Alessandria, però ripeto il calcio purtroppo è questo e niente. Ascolta, secondo te lo che sta anche al tuo compagno, la classifica rispecchia il valore della squadra? Ma alla lunga credo che ogni squadra meriti di stare dov'è. Molto probabilmente se il Padova è quinto in classifica merita di stare quinto in classifica. Poi gli episodi possono cambiare 1 o 2 partite, ma non 30 partite.
Che voto ti dai se dobbiamo fare una classifica, un voto al tuo campionato qua con il Padova? Ma io sinceramente non mi do nessun voto, Cioè, avresti perché... potuto fare di più, sei soddisfatto? Ma guarda, avevano scritto delle cose 15 giorni fa che avevo finito la stagione e quindi mi sono impegnato per essere in campo a 2 giornate dalla fine e quindi sono soddisfatto di questo. Poi che oggi potevo fare sicuramente di più, questa è una cosa vera e niente, mi allenerò per quello. Grazie mille.